C'è un tavolo nazionale che dovrà decidere, quale sarà oggettivamente il partito che esprimerà il candidato. Ovvio che noi tifiamo perché sia il nostro candidato Stefani. E dall'altro però voglio anche dire una cosa che è fondamentale, capire che il tempo per la convocazione delle urne è un tempo che ci è consentito dalla legge, e nel momento in cui deciderò di convocare le urne lo dovrò fare 50 giorni prima, e quindi non siamo assolutamente in ritardo su nulla, perché ricordo che l'ultima domenica possibile è la domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre. Sarete felice di Stefani, un suo ipotetico successore? Ma guardi, io penso che sia un ragazzo in gamba e ha i numeri, dopodiché questa è un'avventura, si sa come si inizia, non si sa come si arriva, nel senso che è un'avventura complicata. Lascio una regione in ordine, lascio anche una regione che ha un sacco di iniziative importanti, si pensi solo alle Olimpiadi piuttosto che altre attività che si sono fatte, i grandi investimenti nella sanità e molto altro ancora. Ovvio che io non ho mai creduto a Grande Fratello, in tutti gli enti dove sono stato poi non ho più, come si può dire, penso che il mio successore debba sentirsi totalmente libero. L'ho fatto in provincia, l'ho fatto al Ministero e lo farò anche ovviamente in Regione del Veneto. Spero che si possa comunque sbrogliare la matassa velocemente, visto e considerato che poi i partiti e il nostro partito dovrà organizzare questa campagna. Ma lei ci conferma che sarà capolista? Io non vi confermo nulla, nel senso che non ne ho ancora parlato, non si è discusso di nulla, e nel momento in cui si vedranno le liste, si faranno le liste, si capirà cosa si farà. Comunque questi sono giorni decisivi per il tavolo nazionale, per capire il futuro candidato. Come sta facendo pressing Salvini, anche lei si sente di sostenere Stefani? Ma assolutamente sì, ma ci mancherebbe, spero proprio che non ci siano voci dissonanti, se ci sono siamo in democrazia, però è pur vero che qui noi abbiamo una responsabilità, che è quella di continuare col buon governo di questa regione, che è un buon governo che stiamo portando avanti da 15 anni, e penso che tutte le classifiche nazionali sulla sanità, piuttosto che lo standing che io ho dato a questa regione che prima non aveva, sia uno standing che sia assolutamente da preservare.